questa mattina ci troviamo qui per parlare di due friulani visionari, Raimondo Daronco, che ha segnato profondamente l'architettura europea e ottomana, fondendo il Liberty occidentale con il gusto decorativo orientale, e Giuseppe Marchetti, padre della lingua friulana moderna. Due friulani visionari che, ciascuno nel proprio ambito, hanno saputo plasmare e arricchire la cultura del loro tempo e la nostra. Di questi due friulani visionari ci parleranno William Cisillino, direttore dell'Arlef, e Flavio Santi, professore all'Università dell'Insubria di Como Varese. Prima di passare la parola a Eros Cisillino, il presidente dell'Arlef che cura l'incontro di questa mattina, mi fa piacere ricordarvi che potete trovare all'uscita i libri di Vicino Lontano e dei nostri relatori che sono acquistabili quindi al banchetto, e se vi fa piacere poi alla fine dell'incontro lasciare un po' un vostro pensiero sul festival e sull'incontro scannerizzando il QR code che trovate appunto all'uscita. Passo adesso la parola per un saluto istituzionale al presidente dell'Arlef. Grazie. Grazie a Vicino Lontano, osio numerosi, ma evidentemente è un appuntamento che si consolida da Jains e che ha una grande partecipazione qualificata. Ecco, Noi pensate di partare la vostra attenzione, invece ho dovuto anche con la grafica, che era questo voli no, enorme, no, che faceva luce e acchiappava l'attenzione su due furlans particolarmente importanti, Joseph Marquette e Raymond Thomas Daronc. Lui all'era in particolare, perché tante volte si riguarda Joseph Marquette, ma Daronc all'era aldi veramente particolare, aldi eccezionale si vuole dire per i teams. Perché come che è stato riguardato di Noemi, ha lavorato a Istanbul, in che volta si conclamava Costantinopoli, e in realtà lì ha curato diverse architetture che vi ho detto in chiamò presenti, che sono in chiamò una lavoro preseadi, tra cui anche l'ambasciata italiana. Che la è importante perché vi capite che il nostro modo di fa, si arriva non nome a partire la nostra identità così lontano, ma si arriva anche a promuovere un stile dal nostro. Il stile da Ronco, perché riguarda l'architettura Liberty, ha fatto scuola in Italia, infatti è il massimo rappresentante del stile floreale. Vi ho detto dal Palazzo Municipale di Udine una grande possibilità di apprezzare, ecco, Ducci che l'ha fatto da Ronco, ma soprattutto capire un stile che in che volta era visionario. Visionari come che era Joseph Marquette, perché provate a pensare che Jain si arriva a immaginare la quinta storia. Io chi è un dei volumi, ma ne tanti altri della quinta storia. Fatta con anche perché con piacere, ma in realtà il chiaffa era proprio pizzò. Una persona che alla maturità Jains, anche purtroppo Ayant, con tunesili, in Abissinia si diceva in realtà lui la chiamava Etiopia proprio per il rispetto di che popolazione lì, perché riconosceva da che popolazione lì un'autonomia che era la stessa autonomia che lui riconosceva anche per il Friuli e per i Furlans. No? Sicché una persona visionaria che in che volta aveva messo in pensa anche il primo giornale, la patria del Friuli, Autonomis Furlan. Alc di innovativ che lui odin appunto come elemento di collegamento tra i due persone che la ringa a scuviergi collegamento che non lo sai per qual motivo, ma lo vedo anche da un punto di vista geografico. Tutti e due sono nascosti a Glemona. 50 anni un di che l'altri, 45 in realtà, però i pensi che questo non sia di un caso. Ecco. Cui non sparti alla scoperta di queste due persone che estremamente importanti dal Friuli, William Cisilin, che è il direttore dell'Arlef, l'amico William Cisilin, e Flavio Santi, che è stato già presentato bene, ma ha curato tante attività dall'Arlef e ha la possibilità di partire un voli esterni su Alc di Furlan, che è particolarmente così apprezzato fuori dal territorio di Furlan, alc di innovativi. Ieri l'ultima, con un'ultima battuta, tutti e due i personaggi che la ringa scuviergi
e a riconosci sostanzialmente, sono due persone che hanno chialato fuori dal Friuli. Un chiaramente per l'architettura che è arrivata fin in che volta in Turchia, ma che l'altro perché alla cambiare la prospettiva di visione dal Friuli, sostanzialmente riconosceva il Friuli al centro dell'Europa, quando in che volta, da quel periodo storico, il Friuli era il confine della patria. Anzi, ti chiatavi anche rinforciamento su questo confine della patria, col concetto d'altri Veneti, di grazie a Dio Isaia Ascoli. In realtà, ti voglio dire che Marchet, al torno a partare il Friuli, in una concezione assolutamente europea, così come che per l'architettura Raymond Daronc alla parte con la nostra capacità a livello mondiale. Ecco. Io mi fermo qui perché Curtis e Cassi talking, no? E lascio la parola ai destri due amici, William e Fabio. Grazie. Grazie al Presidente, grazie per questa introduzione. Quindi chiamo sul palco i due relatori, eccoli, e vi auguro un buon ascolto, una buona mattinata. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Si sente, ecco come si sente migliore. Vi dico se come i nostri tecnici a slargare anche la diapositiva, ecco qua. Bene, allora pudin tacca. Come o passi al italiano, ma dopo vi darei che sarà tanto furlan, da queste presentazioni. Allora, innanzitutto vi chiedo di immaginare questa situazione. Siamo a Udine nel 1944. La città è parte dell'Adriatisches Küstenland, cioè quindi sotto il diretto controllo del Terzo Reich. E in Friuli, come nel resto d'Europa, la dittatura nazifascista sta allungando e ha già allungato da tempo la sua ombra. Siamo in un'aula dell'Istituto Superiore Percoto, durante una lezione di latino, precisamente della terza C. Un professore, che si vede molto bene anche un sacerdote perché ha l'abito lungo nero, sta per leggere ai suoi studenti un passo del capitolo 13 della celebre orazione De Imperio Gnei Pompei di Cicerone, scritta più di 2000 anni prima. Ma prima di aprire il libro, e questo appunto voi direte perché ci parla di una cosa del genere, no? Prima di aprire il libro, con parole misurate, come sapeva fare lui, ma cariche di significato, spiega come quelle antiche frasi scolpite nel marmo della retorica romana, no? È uno dei discorsi più importanti di Cicerone, il primo discorso politico in realtà. Dicevo, fa capire che quelle parole, scritte 2000 anni prima, sembrano scolpite per il presente, per quel 1944, dove il Friuli è occupato dalle truppe naziste e dove succedono delle cose che poi appunto verranno raccontate nei libri di storia. Tempi in cui militari, politici, burocrati stanno conducendo popoli interi alla rovina. Allora, ascoltiamo ora un frammento di quella orazione, un piccolissimo frammento perché è molto più lunga, non come esercizio di stile, ma come un omaggio ad un istante preciso in cui parole pubbliche diventarono materia incandescente. Parole che per chi le pronunciò segnarono il passaggio tra una normale lezione scolastica e una condanna, tra la libertà personale e il rischio di perdere la stessa vita. Adesso vi leggo un piccolo tratto di quell'orazione. Prima del tratto che vi leggo io si parla della corruzione dei generali romani, no? Con dei casi specifici dove Cicerone dice non faccio i nomi, così se qualcuno si sente coinvolto sarà lui ad accusarsi. E poi dice questo: Romani, questa cupidigia dei generali
e questa cupidigia dei generali che è responsabile dei gravissimi danni che i vostri eserciti arrecano dovunque giungano. Quindi parla di come si comporta l'esercito romano quando va in giro e sta parlando ai cittadini romani. Richiamate alla vostra mente cosa combinavano in questi ultimi anni i nostri generali quando passavano attraverso campagne e città i cui abitanti godono della cittadinanza romana, quindi presso gli alleati. Potrete più facilmente immaginare cosa avviene in paesi stranieri, cioè presso i nemici. Sono più numerose, a vostro avviso, le città nemiche distrutte in questi ultimi anni dalle vostre forze armate? Oppure quelle alleate mandate in rovina per aver ospitato i nostri militari? La verità è che non è in grado di tenere a freno il suo esercito quel generale che non sa tenere a freno se stesso e non può giudicare con severità gli altri uno che non vuole essere a sua volta giudicato con severità. Il giorno dopo, quel professore, quel sacerdote, non si presentò per la solita lezione di latino e un suo studente raccontò poi, Dino Virgili. Corse la voce, era stato sospeso da scuola, i fascisti lo stavano cercando, qualcuno aveva parlato. Allora uscimmo dall'aula, quindi immaginatevi questi che vanno a scuola, vedono che non c'è Marchetti e escono dall'aula, no? Disertano la scuola. Uscimmo tutti insieme dalla scuola e andammo a casa sua in via Cusignacco, abitava all'inizio di via Cusignacco. Ci venne incontro dalle scale, scalino per scalino, e noi muti nel breve andito. Tornai da scuole frus, ci disse, non riesco sto chiasa al canchiaguatris. E non aveva la voce di sempre. Lo abbracciammo uno per uno, con le lacrime agli occhi e pieni di angoscia. Poi si voltò e risalì scalino per scalino e scomparve. Dopo sapemmo che venne mandato al confino politico a Bobbio, che è una città vicino a Piacenza. Poi, quando poté, nel 1945, tornò, si unì all'Osoppo e diede una mano alla Resistenza. Ecco, quel professore, quel sacerdote, si chiamava Giuseppe Marchetti. E stasera cercherò di parlare il meno possibile di lui, ma di far parlare lui in prima persona, attraverso la mia voce, perché è uno che ha scritto moltissimi testi, moltissimi articoli, moltissimi libri, in una vita che è stata in realtà breve, perché lui è nato nel 1902 ed è morto a soli 63 anni. E sicuramente questa del 44 credo che sia stata una delle... Io ho individuato ovviamente un'opinione 3 cesure nella sua vita, credo che questa sia stata una delle più importanti. La prima di cui vi voglio parlare, o meglio, di cui voglio portare la voce di Marchetti, è la scelta di farsi prete. C'è un suo bellissimo scritto che si chiama O voi predi, no, che spiega nei dettagli tutto. Io vi leggo anche qui un brevissimo pezzo, quello più simpatico secondo me, no? Dove lui spiega come gli è nata l'idea e prima di spiegare tutta l'avventura di quando si è fatto prete, no, parla di Nisie, no? Una bambina. Io e Nisie si veve 2 anni di differenza e si leve di spes a portar latte insieme, che si era sta lontanus della tarie. Meni passon, che era un stupidat, quando nos vedeva passare nos diceva sempre, quando si maridais o vatris doi. Io in che volte avevi di signs. Una sera, che si era sied vot frus in troppasse a giuia, si tabbaiava dal mistir che si aveva di imparare. E io disei che smes di ottobre io voi a cividat, o voi a fa la prima latine, che voleva dire la fa il predi. Lo disei con un grum di ande, e Nisia mi chialava come stupidide, e dopo un momento dice, ma allora non si maridin? E io alzai gli spalis e disei, ah, no bacilli di maridame io. Dopo continua, Dopo ci racconta anche che questa si è sposata con Mimpa di Ele Senza, una bellissima storia questa qua. Quindi decide di farsi prete,
Nel 25 viene ordinato, poi si iscrive a teologia a Milano, quindi per una decina d'anni lui farà la spola da Milano a Gemona e Udine, si laurea nel 29 in teologia, si iscrive alla Cattolica in lettere classiche e moderne, poi si laureerà nel 35. Nel frattempo, fra l'altro, padre Gemelli, il fondatore della Cattolica, lo notò e gli chiese di insegnare filologia presso l'università, ma la curia si oppose a questo perché voleva farlo insegnare al seminario di Udine, dove effettivamente incominciò a insegnare, ma già nel 1932, diciamo, gli fecero capire che non doveva insegnare più per non meglio precisate divergenze e incomprensioni. Io qualche idea ce l'ho, ma non abbiamo tempo per parlarne. E allora lui cosa fece? Lui decise di insegnare nella scuola pubblica, che questa è una scelta che fecero tanti preti anche dopo, due fra tanti e non proprio quelli meno importanti, anzi, Precheco Placerean e Pretoni Beline. Mi ricordo di aver sentito con le mie orecchie Pretoni Beline che un giorno disse: io ho deciso di taccà insegnare, perché se no tu hai di fatti tigni per la chiaveccia dal vescul, tu hai di mantigniti di Bessol, no? E quindi questo poi vedremo influirà molto nella vita di Marchetti. Poi effettivamente deve essere successo qualcosa che non lo fece sentire più a suo agio nell'ambiente diciamo curiale, con i suoi colleghi e con i suoi superiori, tant'è che poi nel 1936 decide di partire per l'Etiopia al seguito dei granatieri di Sardegna e poi torna nel 1937, anche qua ci sarebbero avventure da raccontare sul periodo etiope, torna nel 1937 e vince il concorso per il Percotto, dove poi resterà fino insomma, al giorno della sua morte. Diciamo questo periodo, poi ci fu appunto il 44 di cui vi ho parlato prima, e subito dopo la guerra fa un incontro molto importante. Conosce Felix Marchi, che è questo signore con, no, pre-Joseph, no, lo riconoscete chiaramente, e l'altro signore Felix Marchi, un anarchico con una storia interessantissima anche lui, e appunto questa strana coppia, un prete e un anarchico socialista, fonda la Patria del Friul, che è prima settimanale poi mensile, che viene tuttora stampato, quindi insomma un pezzo importante della storia della lingua friulana e dell'autonomismo. C'è uno scritto bellissimo di Lelo Chianton, che fu direttore di quel giornale per molti anni, che racconta non tanto quell'incontro, ma cosa avvenne il giorno in cui stamparono la prima copia della Patria del Friuli. Nevica. 2 uomini avanzano in silenzio per una strada di Udine semideserta. Sono assai diversi tra di loro. Uno, tutto nero e dimesso, ha la testa in avanti con sopra un tondo cappello da prete. L'altro, a capo scoperto, senza cappotto, con chioma e barba d'argento e con un bastone dal pomo pure d'argento, dà l'idea di un'imponente trionfale nave da guerra con remo. Il silenzio della città è ovattato e suadente, ma all'improvviso l'uomo d'argento s'arresta, si inginocchia sulla neve, schiocca un bel bacio su un foglione piegato e prorompe: «Patrie, o scloparai io prima che tu mueris tu». L'uomo nero assiste divertito alla scena. Sul suo volto c'è un sorriso brillante, comunicativo e tuttavia a pensarci non facilmente decifrabile, non comune. Ed è così che Marchetti da quel giorno diventa per vari anni, fino al 1953, la penna armata di Felix Marchi. No, Felix Marchi era quello che aveva le idee, era quello che organizzava, era quello che non si sa come trovava i soldi per stamparlo, no? Ma Marchetti era quello che scriveva 3/4 del giornale, che soprattutto sorvegliava, era un giornale in lingua friulana e doveva sorvegliare anche l'utilizzo della lingua. Marchetti, diciamo, è stato nel periodo in cui scriveva per la Patria del Friul, è stato, come dire,
artefice di varie come dire, tipologie di articoli, ecco, di varie tipologie di articoli. Avevamo gli articoli di carattere politico e gli articoli di carattere storico, di carattere filologico. Fra i tanti io volevo leggervi anche qui un pezzo molto breve di uno scritto nel 48 che si intitola Sudizion, la pecchia dei Furlans, che un po' come il discorso di Cicerone, no, mutatis mutandis, trovo molto molto attuale. O Cirindi spiega par Furlan con queste paraule, Sudizion, che de bulece moral, che il tal lengas dei studias e ven clamade complesso di inferiorità. La sindi bande il significati us che ha voluto da cui che le ha inventate, e chiapinle come che si le dopre usualmente. Queste sudizion è una de specchis dal popolo furlan, anche dai più bras, dai più boins, dai più seris, dai più galantoms, chiste è la pecchia dal popolo furlan. Queste idee di essi bon giuste di ubbidì e di vivi sot paron, di chiamina a nome se un altri mostra la strada. E è queste sa la cor, più di tutto una des bielis ereditas dei 3 secoli e miec che ha comandato puli Vignesie. E dopo parla di Vignesie, ma qui non vi in tempo. Il paternalismo di Vignesie arriva ad ore di spadaio i furlans, di tagliaurli songulis, di faiu diventare pioris, e pioris a fuori in so dai francesi, so dall'Austria, e pioris a sono anche mo so dall'Italia. Nor parnuie di strani che tutte la loro vite e se di dire giuda di foresti. E qui incomincia ad andare giù duretto, che i prefes, i questors, i direttors, i parons di ogni fate avevano di essi di fur. Che i cadreghins più comus a sedi indestenas al pesenal dei italians, che l'autorità, il comando, la direzione sedi tesmas din che fevele un altro linguaggio e che ha un'altra mentalità. Anzi, queste differenze urpar quasi la mostra di una vera superiorità. Che il paron al sedi forest urpar just e inevitabile. Che il pedoglos non sedi un furlan urpar dall'impossibile. E se chiappa in quintri di lui, quindi se la chiappa in quei più piccoli, pensando che quel non avrebbe diritto di condividere la loro miseria e neanche di farla diventare più nere. Ma noatris, conclude, non vi neanche mo perdude dal dulla speranze di poter dare una buona schiassata tal stomi de nestre int, di poter dismovi qualche illusione di dignità, qualche sgrisul di indipendenza morale, in miec adut che strop di pioris bastonadis e contentis. No? Quindi parole molto forti che si trovano in svariati scritti di Marchetti, e proprio questa veemenza di Marchetti e del giornale in generale, insieme anche alla crisi del movimento friulanista verso il 52-53, lo costrinsero, perché anche qui le autorità religiose non erano contente di questo impegno del Marchetti, a dimettersi dal giornale e a intraprendere altre strade che vedremo fra un attimo. Ecco, qui fra l'altro c'è anche una copia del primo numero della Patria dal Friuli. E adesso cedo la parola a Flavio, che vi parlerà dell'altro gemonese importante. Prego Flavio. Buongiorno a tutte e a tutti. Io per l'occasione mi sono vestito un po' da architetto, diciamo, nell'immaginario, no, collettivo, così un po' colorato. Mi hanno fatto notare che questa camicia è anche molto orientale, insomma ci sta effettivamente con l'argomento. Poi mi ero anche portato una sciarpa un po' da architetto, però per questioni, diciamo, di microfono, insomma, evito. Raimondo da Ronco, bene, sì, un genio, perché appunto, diciamocelo chiaramente, è stato un visionario, è stato un genio dell'architettura. E appunto in questa prima parte del racconto un po' ragioniamo insieme su come nasce un genio, dove nasce, come si forma.
e nasce in un piccolo, sia Gemona, addirittura in una frazione di Gemona, che è appunto Godo di Gemona, Got in friulano, niente baccanali, non vi dovete immaginare, no, una cosa appunto dove tutti fanno feste. L'etimologia è da Goti, no? Quindi le antiche popolazioni tedesche. Ebbene, Raimondo Tommaso dal Ronco nasce il 31 agosto 1857, questa piccola frazione di Gemona, Godo appunto, ai piedi delle Alpi friulane. Nasce da una famiglia che ha già, diciamo, interessi nell'edilizia. Ecco, io vi ho portato questa bella foto. Ecco, Raimondo dal Ronco è quel baldo giovine, no? Al centro, no? Che insomma, così, con questo sguardo molto fiero. Questa è la famiglia dal Ronco. Così vediamo appunto dove nasce un genio. Padre Girolamo, lo vedete alla vostra destra. Girolamo dal Ronco aveva già una piccola diciamo, così, agenzia di costruzioni all'epoca, insomma il corrispondente costruiva, si occupava già di edilizia, quindi diciamo che appunto Raimondo nasce comunque in una famiglia in cui già Girolamo si occupava appunto di edilizia. La madre, Santa Venturini, invece alla vostra estrema sinistra, una donna a cui poi Raimondo è molto legato. Molto interessante, poi ci torneremo il rapporto con il padre, Girolamo, che è un rapporto insomma complicato, controverso, ci sono ombre ma anche tante luci, perché insomma poi Raimondo doveva molto a suo padre. Primo di 7 figli, qua non li vediamo, non so se li vediamo tutti, però lui è legatissimo soprattutto ai fratelli Quinto e Virgilio. Raimondo, appunto, vedete questo baldo giovane, soprannominato da ragazzo Attila. E già qua cominciamo, no? Aveva un carattere molto ribelle, pare che avesse un carattere molto, appunto, molto vivace, molto ribelle, faceva molto di testa sua, un po' un bastian contrario, insomma, quindi questa vena così di attrito con il padre. Poi vi dicevo, un rapporto complicato col padre. Il padre a un certo punto, quando Raimondo dal Ronco ha 14 anni, questo carattere molto vivace, insomma, non si riesce così a tenerlo sotto controllo, ebbene, suo padre, Girolamo dal Ronco, decide di mandarlo a Graz, che è una bellissima cittadina, però per carità lo manda non nell'impero austro-ungarico, lui ha 14 anni, a fare il muratore in pratica, sotto il controllo di questo mitico Franz di Moggio, che è un capomastro che lavorava appunto per l'impero austro-ungarico, e Raimondo dal Ronco, detto Attila, viene mandato a 14 anni a Graz a formarsi. Allora, di questa cosa effettivamente, come dicevo, è interessante perché è un rapporto, è un po' come il rapporto, anche qua ci ragionavo, poi ho portato un po' di materiale, poi ve lo faccio anche vedere perché insomma ci sono parecchie pubblicazioni, queste sono le lettere, una parte delle lettere che Raimondo dal Ronco ha scritto, sono soprattutto lettere che lui ha scritto da Costantinopoli, tante si trovano qua alla Ioppi di Udine. Questa bella pubblicazione l'ha un po' raccolte e appunto questo rapporto con il padre è un po' simile anche al rapporto che Giacomo Leopardi, quindi parliamo sempre di geni, aveva con Monaldo Leopardi, no? Quindi un rapporto appunto di amore e odio. Insomma, io ci ho ritrovato più o meno lo stesso, in un certo senso lo stesso rapporto, no? Vi leggo uno stralcio di questa lettera. Raimondo è già a Costantinopoli, quindi sono già adulto formato. Questa lettera che invia a suo padre lo chiama caro papà, che comunque per l'epoca non era così scontato, dal punto di vista dei rapporti. È una lettera molto bella, però insomma è anche una lettera molto critica, appunto, e lui a un certo punto dice a 14 anni tu ti sbarazzi di me, con molta disinvoltura, lasciandomi in balia di me stesso e nella possibilità di subire le cattive influenze e i cattivi esempi di operai rozzi, viziosi e cattivi. Quindi, insomma, potete immaginarvi, no? Uno mandato a fare appunto il muratore. Poi la lettera prosegue, insomma, un po' una rivendicazione anche. Il mio genio non è che il frutto della mia volontà, della mia costanza, dei miei sacrifici, non ti ha costato granché. Poi però, insomma, la lettera diventa, anche se ammorbidisce, alla fine si conclude con, insomma, riceve un abbraccio affettuoso da tuo figlio Raimondo. Questo per dire che appunto questo carattere comunque Bastian Contrari, poi lui se lo porta, no? Insomma, lo segna. Quindi vedete, da una parte effettivamente così rimprovera al padre questa durezza, quindi mi ha mandato a Graz in mezzo a questi operai cattivi, no? Che appunto che parlano una lingua che io insomma ho dovuto imparare, eccetera. Però dall'altra parte, appunto vi dicevo, luci e ombre, queste un po' sono le ombre, nel senso che appunto dovete immaginare un giovane mandato, no?
così, all'avventura, no? In questa situazione, no? Questo è un leone, però ci sono anche delle luci, nel senso che lui il mestiere, il primo contatto proprio con la materia, la impara lì. Uno dei tratti che caratterizza Raimondo da Ronco è anche questa grande dimestichezza con i materiali. Insomma, non dobbiamo dimenticarci che appunto l'architetto inventa, progetta, però insomma il grande architetto ha anche la conoscenza dei materiali, conoscenza proprio concreta dei materiali, cioè volendo sa tirare su un muro. Cioè il vero architetto ha anche questo aspetto molto concreto. Io ho sempre trovato l'architettura molto affascinante e non è un caso secondo me che appunto ci siano in Friuli tanti grandi architetti. Oggi ovviamente parliamo di Raimondo da Ronco, insomma, di questo genio, ma ce ne sono stati altri. Io penso a Famiglia Valle, Provino Valle, Gino Valle, penso appunto a Marcello d'Olivo, penso a Gaia Aulenti che è nata qui in Friuli e poi si è formata altrove, però ovviamente c'è un filone, insomma, di tutte le arti, effettivamente forse l'architettura è una delle, insomma, è l'arte friulana per eccellenza, perché ha questa grandissima caratteristica che un po' poi è la caratteristica dei friulani, cioè sa unire l'aspetto molto concreto, quindi la concretezza, quindi appunto io ti tiro sul muro, all'aspetto però estetico. Alla fine è una delle uniche, forse l'unica arte, appunto io scrivo libri, quindi però ho una grandissima ammirazione insomma, per l'architettura, perché forse è l'unica arte, no, io un po' ci ragionavo, non so se siete d'accordo con me, pensateci, che riesce a unire in maniera no, al massimo livello l'aspetto concreto, quindi appunto la concretezza, con l'aspetto invece estetico, perché poi tu, se sei un grande architetto, l'edificio lo devi fare bello e funzionale, no? Quindi insomma c'è veramente questa grandezza dell'architettura e Raimondo insomma la rispecchia in pieno. Quindi appunto Graz comunque gli serve per questo aspetto molto concreto. Quindi lui appunto impara, si lamenta, però impara. Dopo qualche anno torna in Friuli, segue accolto dalla famiglia, quindi insomma si riconciliano, probabilmente si è un po' anche calmato, studia a Venezia, all'Accademia delle Belle Arti, quindi si forma, no? Classico percorso da architetto, però alle spalle ha questa esperienza a 14 anni a Graz che è fondamentale. Comincia a insegnare, gira un po' per l'Italia, insegna a Massa Carrara, insegna a Palermo, diventa anche professore straordinario a Messina all'università, quindi insomma e intanto comincia a partecipare ai primi concorsi, perché anche all'epoca no, insomma, per costruire bisognava presentare di concorsi. E la prima opera, qua siamo intorno al 1890, la prima grande opera che riesce a realizzare Raimondo da Ronco è il cimitero di Cividale. Quindi parte uno, insomma, giovane, da cosa comincia? Comincia dai cimiteri, che però anche qua cioè, è interessante e bello, perché appunto il cimitero di Cividale, vedete, è uno dei pochi cimiteri che mi risultino colorati. Che già qua il tocco di da Ronco c'è già, diciamo, nella bicromia, no? Rosa ocra. Quindi lui aggiunge comunque questo elemento anche visivo. Siamo nel 1890, lui è molto giovane, e poi il cimitero di Cividale è una cosa, anche qua, ma sempre, insomma, è la città dei morti che però mette in contatto i vivi. La prima, vedendo da Udine, se ci fate caso, il primo edificio che vedete è il cimitero di Cividale, che svetta, no, con questi colori. No? Quindi mi è sempre, anche questa insomma, è una cosa che mi ha sempre colpito e mi è sempre piaciuta, no? Questa cosa, comunque, questo contatto, no? Quindi la città dei vivi con la città dei morti. No? Quindi anche questo insomma, è una cosa significativa e bella. Ed è un cimitero appunto che svetta, costruito come una chiesa, quindi svetta da lontano. La prima cosa che si vede venendo da Udine, fateci caso, se non ci avete già fatto caso, cioè si vede questa guglia, no? Quindi questa bicromia, questa costruzione, no? E lì si vede, da questa immagine, si vede che ha cominciato già a assimilare gli elementi, diciamo, dello stile più razionale austro-ungarico, perché poi la grandezza, poi ci torneremo, la grandezza di da Ronco, il genio di da Ronco è stato di aver fuso elementi più razionali, cosiddetto stile secessionista dell'impero asburgico, quindi più lineari, più razionali, elementi invece, diciamo, più dinamici, più vivaci, elementi anche floreali, qua non si vedono, però nella balaustra ci sono elementi floreali, già si comincia a vedere, no? Insomma, qualche elemento più appunto orientaleggiante. Quindi questo slancio, no, verso, anche questo è molto bello, no? Questo, appunto, questa guglia, questo slancio che va verso l'infinito, verso il cielo. Questa bicromia che è una cosa molto interessante. Poi un'altra cosa interessante, ci sono poi due vani, due cappelle che adesso sono state chiuse, che però poi meriterebbero effettivamente di essere riaperte, che erano state studiate da Raimondo come appunto locali per il cimitero. Molto interessante, non si vede poi anche la cinta muraria, che insomma è costruita in maniera, seguendo lo stile appunto della secessione, però
insomma, già da questa opera si vede secondo me, appunto non solo secondo me, perché io mi faccio un po' da ponte, insomma, da intermediario, tutti i grandi, Bruno Zevi, Paolo Portoghesi, tutti i grandi architetti del Novecento italiano hanno adorato Raimondo da Ronco. Quindi quello che dico io non lo pensa Flavio Santi, ma lo penso, appunto, vi faccio voce, anche io vi faccio ponte, ma appunto se ne sono occupati Paolo Portoghesi, Bruno Zevi, Raggianti, tutti i grandi architetti del Novecento avevano un'ammirazione assoluta per Raimondo da Ronco. E vediamo appunto, già nel cimitero di Cividale si vede già insomma l'originalità di Raimondo, soprattutto nella bicromia, come vi dicevo, appunto questo slancio poi molto gotico, quindi anche qua unisce, recupera anche un elemento medievale gotico, no? Sembra alla fine è una facciata di una chiesa, quindi ha questa idea di mettere, è lo slancio appunto verso il sublime. Appunto, per chiudere questa prima parte, eccolo, però appunto lo recuperate online, c'è sempre questa immagine, vedete, quel giovane Itante con questi bei baffoni, ecco Raimondo, il genio, insomma, è nato un genio, no? Abbiamo visto la nascita di un genio. A proposito di geni, lascio la parola a Marchetti. Grazie. Anche al testimone. Beh, un genio sicuramente, e abbiamo visto anche quanto coraggioso, no? Ha avuto il coraggio di presentare quell'orazione di Cicerone facendo ovviamente esplicito riferimento all'occupazione nazista, perché quello era il riferimento che aveva fatto, e poi anche, insomma, anche lo scritto che abbiamo sentito prima, no, sul difetto dei friulani, questo complesso di inferiorità è tosto, ma vedremo che questo stile caratterizzerà Marchetti anche nell'approcciarsi alla sua altra grande passione, no? Quindi abbiamo visto una passione politica, anche una religiosa, e la sua grande passione, una bella gara fra questa e quella che vedremo poi, cioè la lingua e la letteratura friulana, è la storia dell'arte. E anche qui Marchetti riesce ad essere originale, controcorrente e, come è stato giustamente detto, bastian contrari. Pubblica molti lavori. Quello più importante sicuramente è quello che pubblica con Guido Nicoletti, che è un libro sulla scultura lignea, però un altro libro molto importante che forse si trova ancora è un libro sulle chiesette votive. Un libro sulle chiesette votive che fra l'altro ha la caratteristica di riportare appunto i suoi disegni. Quindi non c'è solo lui che racconta le chiesette votive del Friuli, ma ci sono anche i suoi disegni, molto caratteristici, molto irti anche direi, no? Però molto molto belli, molto fedeli agli originali. E lui, diciamo, in uno scritto già del 59, spiega l'importanza appunto delle chiesette votive, di cui magari noi non ci accorgiamo tante volte, ma che sono veramente caratteristiche del Friuli. E ci racconta, anche qui leggerò un brevissimo tratto. Sul Spirà del 400, tra le invasioni dei Turcs e i macialissis che causava il Cailà di Botognan la pestilence, annassevi tanche i fongs per campagnis, in cuc dei queis o dei ciucs, e anche sull'or di qualche vile, che sgleseutis votivis, senza grandi pretesis artisticis, ma di spes deliziosis, de loro armonia e semplicitat, e li spodin chiatanche moes parniciadis pardut il Friul. E culi aviudin la man dei picciui mestris nostrans, la puere in desvilutis, che iere la plui esponude adutis lis batiduris, e noveve 40 ans parclamae paiai mestris foreschi. E così ricorreve a che i costruttors nostrans caer in tal stes timp proiettisti, impresaris e muradors, e che lavoravano a bon presis, come capodevin, ma con coscienze e buone conoscenze dal loro mestiere. E diciamo in linea con questo, no, con questo lavoro di valorizzazione di un'arte
che fino a quel momento non era sostanzialmente stata né valorizzata né trattata, incomincia ad occuparsi della scultura lignea. Della scultura lignea insieme appunto a Nicoletti, di cui fino a quel momento, siamo sempre negli anni 50, il libro che pubblicano è del 56, fra l'altro mi è capitato appunto in preparazione di questo evento di andare, io non l'avevo mai visto in l'originale del 56, è bellissimo, la copertina a colori, no, tante foto, bellissimo. E Marchetti, insieme al suo coautore, ci spiega molto bene, molto meglio di quanto potrei fare io, il perché decidono di scriverlo. Abbiamo intrapreso lo studio della scultura lignea creata o esistente in Friuli col precipuo intendimento di fermare, prima che finiscano di scomparire, le ultime tracce di una produzione artistica che fu abbondantissima, caratteristica e di livello generalmente apprezzabile, contro la quale sembrano aver congiurato gli uomini e le cose con inspiegabile accanimento. Un lavoro ormai improrogabile. Tra qualche decennio, su quanto ancora resta della scultura lignea in Friuli, i tarli, l'umidità, l'incomprensione e la venalità avranno riportato totale vittoria. Quindi erano molto pessimisti. In realtà non è andata così male. E diceva, siamo già in grave ritardo. La scultura lignea non è mai parsa agli studiosi italiani degna di particolare attenzione e tanto indipendente per la diversa tecnica e le speciali risorse della materia trattata da farne un capitolo a parte. Poi ovviamente la spiegazione è molto più lunga, perché poi cita gli autori, critica quelli che hanno impostato le cose in un certo modo come a lui non andava bene, sempre nel suo stile senza peli sulla lingua. E poi conclude, a noi è parso invece che proprio la scultura lignea, quindi proprio la scultura lignea, aggiungerei insieme anche le chiesette votive, tanto copiosa nel Friuli a cavallo dei 2 secoli della Rinascenza, presentasse più netti, distinti e numerosi i contrassegni di quella individualità che nacque dall'incontro e dall'armonica fusione di equipollenti suggestioni nordiche e italiche. Ecco, questa è una considerazione che Marchetti fa molto spesso rispetto alla scultura lignea e alle chiesette votive, cioè qual è la caratteristica, qual è l'elemento distintivo dell'arte friulana di quell'epoca, che poi venne disciolto con l'affermarsi dell'arte italiana, quindi già 600, 700, tutte queste cose non ci sono più, ma qual è l'elemento? L'unione fra l'elemento latino e l'elemento nordico, no? Che è un po' una caratteristica, se vogliamo, anche della lingua friulana, no? Questi due elementi. Ma fatto questo, e quindi individuato l'elemento distintivo perlomeno dell'arte, Marchetti si chiede, ma qual è il tratto distintivo dei friulani? No? Quindi completato questo lavoro, sull'arte si dedica ai friulani, perlomeno quelli insomma un po' più illustri. E per cercare una risposta, dal 52 per 7 lunghi anni, con un lavoro enorme, probabilmente questi sacrifici compromisero anche il suo fisico. No? Nel 59 dalle stampe un libro che in molti credo conoscano, Il Friuli, uomini e tempi, che raccoglie 109 biografie molto dettagliate su figure di spicco della storia friulana, e quindi delle lettere, delle scienze, dell'arte, della religione, della politica, eccetera, accanto a un repertorio di, pensate, 773 nomi, ciascuno con una breve nota biografica e bibliografica. Un lavoro, insomma, che per chi l'ha visto si rende conto quanto è importante e anche di quanto possa essere stato faticoso farlo. E qui, dopo aver analizzato quasi 1000 grandi friulani, ci dà la risposta. Qual è l'elemento distintivo del popolo friulano? No? Scusate, qua era la scultura lignea, questa bellissimo esempio, ma ce ne sono tantissime. Poi lui era un grande estimatore di Domenico da Tolmezzo, fra l'altro, su cui ha scritto anche delle monografie.
Ecco, qual è l'elemento distintivo, no, dei friulani? Questo qua, Meden Agan, che in greco significa nulla di troppo, nulla in eccesso, no? Ma ce lo spiega lui molto meglio, eh? Il Friuli, parlando fuori di retorica, e figuriamoci se Marchetti parla in modo retorico, no? Il Friuli, parlando fuori di retorica, anzi contro ogni retorica, non fu patria di geni, di eroi, di santi, di condottieri, no? Non fu questo. Fu patria di numerosa brava gente che superò di qualche misura, quindi di qualche misura, il normale livello di intelligenza o d'attività, senza raggiungere le vette più alte, ma poi aggiunge una considerazione intelligente, o senza trovare chi facesse credere al mondo che l'avesse raggiunte. Perché non tu hai nome di raggiungerli, tu hai anche di avere qualcuno più importante di te che dice che tu li hai raggiunti, se no. Quindi la situazione è questa, ok? La nostra storia e la nostra cultura, prosegue, o il nostro contributo all'edificazione della civiltà nazionale mondiale, constano di incessanti e per lo più silenziose, anche questo aggettivo importante, collaborazioni nei più diversi campi, tanto più apprezzabili quanto meno chiassose, e tanto più significative quanto più numerose, perché in questo caso il numero costituisce a livello generale altezza media della statura morale di un popolo. Ecco. E quindi abbiamo qui la risposta al quesito iniziale. E concludo con un altro lavoro a cui si dedicò Marchetti più negli anni, questo della Patria, ma che poi venne pubblicato in volume ed era il volume che aveva prima in mano il presidente Eros Cisilino, no? La Quintristoria dal Friul, che uscì a puntate sulla Patria e che ci racconta la storia da un altro punto di vista. Poi capirete perché c'è quel leone famelico. Solo una puntualizzazione prima di leggervi lo scritto di Marchetti. Non è un trattato di storiografia, è un misto di trattato di storiografia perché è molto preciso, quindi non ci sono scritte monate dentro, ma anche un pamphlet politico, quindi va letto così. Lo dico perché alcuni, anche recentemente, devo dire, no, lo hanno letto più come o anzi solo come un trattatello storiografico, no, andando a caccia di refusi, di cose, ma è un misto, no? Quindi va letto così. Ma lui lo dice, Difatti adesso vi leggo dei tratti della sua prefazione. Duzzi lo sa che la storia, come che ven spiegate tesquelis, è a plui parentat con l'educazione nazionale che no con la verità. Attenzione perché siamo negli primi anni 50, quindi lì c'era ancora il vecchio sistema. A sono i parons dal vapor che stabilissin c'è calva contat e c'è calva tasut. Basta pensare a Napoleon e al nostro glorioso Menador, sarebbe il duce il Menador, no? E ogni volta che la guerra politica muda direzione, a scogni mudare anche i libri di scuola. La verità è a tanti smusis che si ul, se si sa parare a tor da ur l'aiar calzofle e mettile al servizio de politiche. La storia dal Friul, per fortuna, tesquelis non si insegnile. Cui sace miniestre che vignares fur, ma o poco o troppo sui sueis, in tei discorsi, in qualche libri, si tiri l'imbal, nanche a dirlo in senso nazionalistico, veritas dogmaticis fundamentals sulla storia dal Friul. La grandezza e la civiltà dal Friul fa opere di Rome. La salvezza dal Friul quintri la barbarie tedesche fo mer di Vignesie. La più grande brame fortuna dal Friul fo che di essi unita a Italia. Roma, Vignesia e l'Italia furono in ches che non squartare in ogni ben. Onor, gloria, civiltà, prosperità, potenze e via in devant. Conclusione.
Noatris oscugnin iesi li sentinelis impavidis de romanitat, de venezianitat, de italianitat, quintri i lor tradizionali avversaris. E dopo aggiunge, e fassi copà. Ok? La visione di Marchetti invece era quella per cui qui siamo, no, l'elemento nordico, l'elemento latino, il rapporto anche con l'elemento slavo, no, la storia del patriarcato che cercava di fare in modo che tutti questi elementi potessero convivere e in realtà convissero, no? Quindi una visione della storia totalmente contraria al nazionalismo che, come abbiamo sentito all'inizio, lui aveva subito proprio sulla sua pelle, no? Con il confino. E poi anche con tante altre cosette che, no, che successero, tutti questi allontanamenti, tutti questi problemi che ebbe con la curia derivavano dalla sua visione autonomista. E conclude, e qui diciamo passiamo dal leone di Venezia all'elemento friulano, questo è un frame dalle riprese del film Marco, l'ultima bandiera, conclude, e se io provassi a fare un fregul di quintri storie dal Friul, lasciando di bande tutti gli sflocchi e i pregiudizi, e contando anche che srobis che i barons non vado in massa a square, no partioli di man lis armis ai sentinellis. Quindi lo scopo è pacifico, ma parce che è ore che ognidun fasice cal crozzo dov'è, con tune coscienze più dritte e positive, e no pare fied di bufulis propagandistici. Quindi in Marchetti c'è sempre questo afflato, questa quasi direi propensione incontenibile a dire la verità e soprattutto la verità che chi comanda non vuol sentire. E adesso restituisco la parola a Flavio per sentire, spero, qualche altra verità che lui ci racconterà su Raimondo da Ronco. Ecco, appunto, si parlava di geni, questi probabilmente li conoscete, sono Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Perché ve li faccio vedere? Perché allora l'impero ottomano da sempre ha provato a coinvolgere le grandi personalità italiane, i grandi artisti. Allora, nel Rinascimento il sultano Bayazid II ci ha provato sia con Leonardo da Vinci sia con Michelangelo Buonarroti. Il sultano voleva che progettasse un ponte che collegasse le due sponde, la sponda europea e la sponda asiatica. Ma purtroppo né Leonardo da Vinci né Michelangelo, per una serie di motivi, forse Michelangelo, anche qua una leggenda, pare che sia andato a Istanbul, però è più una leggenda. Invece Leonardo da Vinci proprio non ce l'ha fatta. Però no, questo per dirvi che effettivamente i sultani da sempre hanno guardato comunque alla cultura italiana, ai grandi geni, ai grandi architetti, perché appunto non ci dobbiamo dimenticare che sia Leonardo da Vinci, ma poi soprattutto Michelangelo, erano anche architetti, che appunto spesso non ci si pensa, però soprattutto poi Michelangelo ha realizzato i suoi progetti architettonici, quindi siamo di fronte anche, no, appunto al genio, diciamo, umanistico. Quindi appunto il sultano voleva coinvolgere questi due geni per l'architettura, no, della città, appunto, che allora si chiamava Costantinopoli, però non ce la fa. Invece per esempio coinvolge Giovanni Bellini, il grande pittore veneziano, viene chiamato a corte, no? Quindi appunto diciamo questo afflatto dell'impero, questo desiderio dell'impero musulmano di coinvolgere i geni italiani c'è sempre stato. E diciamo che appunto la cosa riesce con Raimondo da Ronco e con l'ultimo sultano. Siamo nel 1894, questo è un bel personaggino, poi insomma vi racconto un paio di cose. 1894, Raimondo da Ronco partecipa anche qua a un concorso, perché appunto poi gli architetti partecipano, appunto, lavorano attraverso spesso non soltanto commissioni private, però appunto concorsi pubblici. Esce una specie di mega concorso, 1894, un mega concorso per realizzare una serie di padiglioni all'esposizione internazionale di Costantinopoli / Istanbul. Raimondo da Ronco partecipa, vince, forse un po' inaspettatamente, in maniera anche un po' incosciente, però, e viene chiamato dal sultano, 1894, questo bel tipo che è appunto Abdulhamid II, che poi è stato l'ultimo sultano. Un tipo, magari apriamo una velocissima parentesi su questa personalità lungimirante, perché appunto ha l'intuizione di chiamare, no, un genio italiano a Costantinopoli, seguendo appunto, no, insomma, le intuizioni dei suoi predecessori, però appunto il cosiddetto sultano rosso,
un tipo completamente paranoico che non usciva mai dal suo palazzo, che girava sempre pare con una pistola in tasca, quindi un bel tipino con cui insomma Raimondo si deve relazionare. Anche qua, insomma, dalle lettere si capisce che era un rapporto abbastanza complicato, però appunto Abdulhamid II, anche qua però luci e ombre, anche diverse luci, nel senso che comunque guarda la civiltà occidentale, a un certo punto dà anche, insomma, a livello politico apre una specie di Parlamento, quindi insomma anche lui, insomma, nella sua c'è della follia nel metodo, direi. In questo metodo in questa follia c'è del metodo, non direbbe Shakespeare, quindi effettivamente Abdulhamid II, suo personaggio molto romanzesco, alla fine comunque chiama Raimondo dal Ronco, e Raimondo dal Ronco diventa l'architetto ufficiale. Allora, l'edizione è questa: l'architetto ufficiale della Sublime Porta. Nel 1894 viene chiamato armi e bagagli e si trasferisce a Istanbul con tutta la famiglia, con la moglie e poi con la figlia, con Rita, e arriva a Istanbul, fa base nel quartiere europeo, che è appunto la sponda, diciamo, appunto quella europea, la via, la Grand Rue de Perin, che adesso è Istiklal Caddesi. Non so se qualcuno di voi è stato a Istanbul, è un po' quella io la chiamo la via dello struscio, quella piena oggi di turisti, attraversata da una serie di trame, però appunto all'epoca le vie erano soprattutto denominate in termini francesi. Questo la dice lunga anche comunque sull'apertura, no, di questo sultano. Lui fa base appunto al Civico 73, il suo studio al Civico 73 di Grand Rue de Perin. E effettivamente, insomma, Raimondo, un po' in maniera incosciente, però appunto no, Attila, quindi questo carattere molto vivace, accetta questo incarico e comincia più di un decennio. Lui alla fine resta a Istanbul fino al 1909. Quindi lavora più di un decennio, insomma, cambia il volto della città. Lui dà un contributo assolutamente fondamentale all'aspetto di fine Ottocento nella città. Anche qua non possiamo ovviamente soffermarci su tutti, perché veramente lui ha progettato e ha realizzato decine di edifici. Veramente una cosa, si potrebbe solo andare a Istanbul a fare un mini tour Raimondo dal Ronco, perché veramente merita. Innanzitutto, intanto l'esposizione, lui viene chiamato, come vi ho detto, per l'esposizione, però quando arriva c'è un terremoto. Questa è anche una cosa che mi fa sempre riflettere, nel destino di un friulano c'è sempre qualche terremoto. Quindi lui arriva a Costantinopoli, Istanbul, 1894, per progettare questi padiglioni, però c'è un terremoto, quindi la FIA, questa mega FIA non si fa più, però appunto lui comincia intanto a lavorare a una serie di ristrutturazioni. Ristruttura il Gran Bazar, ristruttura Santa Sofia, quindi mette mano ai grandi edifici, quindi li sistema, li ristruttura in seguito a questo terremoto, e poi comincia le grandi realizzazioni. Questa è una parte del palazzo El Dis Saray, che è il palazzo appunto della Stella, che è l'ultimo palazzo appunto del sultano, che sta sulla sponda europea. Lui appunto mette mano a questo palazzo, immenso palazzo, il Dis, appunto il palazzo della Stella, realizzando soprattutto una serie di chioschetti, di chioschi, perché appunto, come vi dicevo, il sultano alla fine era una strana persona, appassionato per esempio di falegnameria, di teatro, quindi gli realizza una serie di chioschetti in questo stile che poi fonde, no? Perché appunto la grandezza del mondo fonde elementi, diciamo, asburgici dello stile cosiddetto secessionista, con elementi invece più orientaleggianti, no? Quindi lui stesso diventa una specie di ponte, no? La sua architettura è una specie di ponte appunto che unisce elementi più nordici e elementi più orientaleggianti. Quindi mette mano innanzitutto a questo immenso palazzo, realizzando soprattutto, come vi dicevo, questi chioschetti che sono molto belli, no? In cui appunto c'è un chioschetto dedicato al teatro, il teatro personale del sultano, c'è un chioschetto appunto dove poi il sultano andava a fare i suoi lavoretti di falegnameria, c'è addirittura una specie di fabbrica delle ceramiche, perché il sultano, fra le altre passioni, è anche molto appassionato appunto di ceramiche, quindi realizza tutta una serie di questi chioschetti. Quindi mette mano, quindi Gran Bazar, Santa Sofia, l'ultimo palazzo del sultano. Dopo Dolmabahce è, diciamo, è la classica, c'era il Topkapi, che è quella classica anche nell'immaginario, no? Come residenza del sultano. Poi arriva Dolmabahce, poi appunto arriva il Dis, che è l'ultima residenza del sultano, dell'ultimo sultano, guarda caso, però appunto nessuno sapeva che sarebbe stato l'ultimo, però appunto è il Dis, progettata da Raimondo dal Ronco. Poi una serie di fontane, bellissime, anche qui appunto la tradizione delle fontane musulmane appunto è una tradizione millenaria, quindi lui accoglie questa tradizione. Questa è la grande fontana di Tofane, o Tofané alla francese, perché appunto poi si parla
molto francese. Raimondo però a Istanbul riesce a mantenere il friulano, ci sono una serie di testimonianze, lui comunque appena può parla, c'è per esempio questo anche qua, leggendario, però realmente esistito, nomen omen, barone di Calice, goiziano, che però parlava ladino, quindi una sorta, che poi alla fine era una sorta comunque, quindi aveva una sorta di friulano, quindi aveva modo di frequentare, no, comunque questo barone di Calice e di mantenere, no, il friulano. Quindi questa è anche una cosa che insomma a me fa impazzire, cioè l'idea, no, di Raimondo del Ronco che porta anche, no, la cultura friulana anche proprio a livello linguistico, è una cosa molto bella, no? Quindi Tofane, questa è una grande fontana appunto che segue un po' la tradizione musulmana, no? Per appunto poi con una serie di elementi anche più razionali. Questa adesso poi è stata spostata dal quartiere di Tofane all'ingresso di uno dei parchi di Istanbul che è Maçka Park, quindi se vi capita, insomma, se vi capita appunto di andare, se siete stati a Istanbul, se fate tappa Maçka Park, troverete all'ingresso questa fontana. Ne realizza poi tutta una serie di altre, bellissime, e poi ovviamente mette mano anche a Piazza dell'Ippodromo, che è proprio il cuore, uno dei fulcri, no, di Costantinopoli, Istanbul. Mette mano a Piazza dell'Ippodromo, quando si vede in fondo, quel palazzo in fondo era all'epoca il Ministero dell'Agricoltura. Dopo no, vedete le due colonne, dietro c'è un edificio, quello è il Ministero, purtroppo non ci sono foto migliori, ho trovato solo questa foto che però tanto vi dà un po' l'idea di questa immensa, bellissima piazza. Dopo le colonne c'è questo palazzo che adesso è sede di una delle università di Istanbul, appunto una delle università di Istanbul, all'epoca era il Ministero dell'Agricoltura, quindi mette mano quindi anche nella piazza dell'Ippodromo, quindi vedete, veramente ristruttura, dà un volto nuovo, no, completamente alla città. Poi c'è anche il museo, sempre all'interno di questa piazza c'è il museo del Giannizzeri, lui realizza anche il museo del Giannizzeri. Poi ci sono tutta una serie di palazzi belli, però un po' abbandonati, peccato. Questo è Flora Van, è vedete, andrebbe ripulito, insomma, poi ci sono tutta una serie di negozi che sono stati messi al piano inferiore, però ecco questo dettaglio, vi ho girato un dettaglio, vedete tutti questi elementi floreali, quindi c'è un elemento, qui ci sono elementi lineari più architettonici, diciamo, no, asburgici, però no, tutti quelli delle rose, ci sono tutta una serie di elementi floreali che danno maggiore dinamicità, quindi c'è sempre, no, questa fusione. Un altro famoso appartamento è la cosiddetta casa Botter, anche questo lo potete trovare andando su Google, un po' di immagini le trovate, non bellissime a dire il vero, però insomma qualcosina si trova. Casa Botter è un'altra bellissima, è un po' simile, questa invece niente, dovevo andare indietro, scusate, nella foglia ecco, Casa Botter per esempio è un'altra di questi appartamenti realizzati per privati, quindi lui lavora anche con dei privati, quindi è vero che l'architetto ufficiale del sultano, però lavora anche per tanti pascià, per tanti aristocratici, appunto questa appunto è Flora Van, sempre per un aristocratico, un'altra casa simile, appunto Casa Botter, questa invece su Google, se insomma qualche immagine un po' più bella la trovate, ha uno stile simile, realizzata per il sarto del sultano, che è appunto questo olandese Jan Botter, quindi realizza anche tutta una serie appunto di case private, poi appunto questa era stata citata prima, è la residenza estiva dell'ambasciata italiana. Bellissimo villino sul Bosforo, oggi un po' abbandonato, perché è vero che lo stanno ristrutturando, poi nel 2016 mi pare Cesare De Seti, sono un grande architetto, grande studioso dell'arte, aveva lanciato una campagna per il recupero, no, di questo bellissimo edificio, che adesso effettivamente è coperto dai ponteggi, mi dicono, però appunto è una delle eccellenze, no? Una delle eccellenze di Dal Ronco. Ecco, poi, qua adesso andiamo verso la chiusura, quindi avete insomma, cercato veramente velocissimamente perché ci si potrebbe stare una giornata, più giorni, solo sui vari edifici. Quindi Raimondo Dal Ronco cambia completamente il volto di Istanbul di fine Ottocento, interviene sui principali edifici, quindi abbiamo visto il Gran Bazar, Santa Sofia, Piazza dell'Ippodromo, poi tutta una serie appunto sulla costa, no? Il villino dell'ambasciata italiana, tutta una serie abbiamo visto Flora Van, di appartamenti Casa Botter. Quindi insomma il contributo di Dal Ronco effettivamente, oggettivamente appunto non lo dico io, che no, come vedete io sono un fan di Dal Ronco assolutamente, adoro Dal Ronco. Però tutti i grandi studiosi comunque hanno riconosciuto la grandezza insomma, di Dal Ronco. Poi è vero che una cosa, poi il bello sarebbe appunto renderlo famoso anche al di fuori, dico sempre, Dal Ronco è un po' il nostro Gaudì italiano, no? Perché appunto siamo nell'ambito Liberty, uno va a Barcellona a vedere Antoni Gaudì. Beh, è vero che Gaudì è più vistoso, si vende meglio, diciamo che Gaudì si vende meglio perché effettivamente è più colorato, è più movimentato, quindi no, a primo impatto sembra. Però anche Raimondo Dal Ronco,
insomma, lì è un lavoro più di dettagli, però insomma vale veramente la pena, è innovativo, appunto è geniale, quindi bisognerebbe appunto andare soltanto a Istanbul per un piccolo tour, no, di Raimondo Dal Ronco. Quindi appunto io dico provocatoriamente, ma fino a un certo punto, gli anni sono quelli, è il nostro Gaudì italiano, quindi insomma... Cosa succede? Succede che appunto io adoro anche Istanbul, come forse avete capito, e qualche anno fa esce questo bellissimo libro, che è un bellissimo libro appunto di Orhan Pamuk, premio Nobel, che io assolutamente amo, un libro bellissimo, stupendo, in cui appunto lui racconta la sua Istanbul, ma anche la Istanbul diciamo appunto storica, ci sono tutta una serie di racconti. Il libro è fatto molto bene perché c'è un indice finale, ecco, i libri fatti bene hanno sempre un indice finale dei nomi, dei luoghi, no? E io vado a vedere, a un certo punto me lo leggo bene, mi sembrava di aver notato che mancava qualcosa. Dico, ok, tu racconti tu Istanbul, da inizio, prima Bisanzio, Costantinopoli, citi anche De Amicis, che ha scritto una bellissima relazione su Costantinopoli, no? Il mitico autore di Cuore ha scritto anche una bella relazione per il mondo De Amicis, citi Baudelaire, citi Nerval, citi Gautier, cioè tutti i grandi, citi Memling, cioè tutti i grandi visitatori, citi i grandi architetti, citi citi Da Vinci, Leonardo da Vinci, Michelangelo, che però a Istanbul alla fine non ci sono andati, citi tutti, non citi Dal Ronco. Pamuk alla fine non cita Dal Ronco. Che però appunto la cosa mi ha fatto un po' specie, ho detto caspita, perché effettivamente no, lui parla, poi fra l'altro Pamuk è strano perché parla spesso dell'Istanbul anche di fine 800. E lì Dal Ronco però ha dato veramente ha cambiato l'aspetto, no, alla città. Quindi io appunto nel mio piccolo, per un po' per riparare, poi alla fine ho scritto questo libro, adesso un piccolo momento marketing, no? Questo è un giallo, però diciamo, per fare anche un po', così, per riparare le mancanze di Pamuk, ho scritto, è uscito l'anno scorso, questo che è un giallo, però insomma ho cercato di rendere popolare, un po' la mia sfida è rendiamo popolare Raimondo Dal Ronco, cioè usciamo, no, dalla nicchia degli esperti, quindi rendiamo indagatore Raimondo Dal Ronco. Raimondo Dal Ronco aveva una visione indagatrice, già in una serie di testimonianze si parla di Raimondo Dal Ronco come indagatore. Quindi già insomma c'erano degli elementi, quindi appunto mi piaceva insomma rendere più popolare Raimondo Dal Ronco, perché appunto Raimondo Dal Ronco se lo merita. Flavio, ci hai già dato due belle idee, cioè una tu e una adesso te la propongo io. La prima è di organizzare davvero questo viaggio alla scoperta di Dal Ronco, no, a Istanbul, cosa che si può fare, no? E la seconda che ti propongo io invece è di scrivere questa volta un romanzo su Marchetti, no? Che insieme a Marchi, oltre che fare... No, sto scherzando, sto scherzando ovviamente. Però sul viaggio no, non sto scherzando. Allora, qui vedete diciamo la copertina di Lineamenti di grammatica friulana, appunto di Giuseppe Marchetti. E, fra l'altro da notarsi anche l'umiltà di Marchetti, perché non la chiama grammatica della lingua friulana o grammatica friulana, chiama lineamenti. No, ma se voi la leggete non sono lineamenti, è una grammatica a tutti gli effetti. Quindi, lo dicevo già prima, Marchetti fu fondamentale e tante volte mi piace dire che se noi siamo qui ancora, no, a portare avanti certi discorsi sul friulano è perché abbiamo avuto Giuseppe Marchetti. Dicevo, è stato fondamentale perché è stato il primo a scrivere una grammatica di livello scientifico sulla lingua friulana. E poi è stato, anche questo elemento fondamentale, colui che ha riportato la grafia friulana a un modello che potesse essere coerente con la lingua friulana, perché cosa era successo? Durante il fascismo, la filologica, che per vari motivi, insomma, che qui è una storia nella storia, no? Per portare avanti, dopo ci sono vari punti di vista, ma adesso non parliamo di questo, diciamo solo che la filologica a un certo punto decide di cambiare la grafia della lingua friulana negli anni 20, perché bisognava scrivere sì in friulano ma da italiani, però scrivendo friulano da italiani tutta una serie di suoni, tutta una serie di fonemi o spariva o
andava a creare confusione proprio con quelli dell'italiano. Quindi una delle cose che fece Marchetti con questo lavoro fu proprio di proporre una grafia che con piccole diversità, piccole differenze, quella che utilizziamo tutt'oggi. Per esempio uno dei simboli, no, della lingua friulana, il chi, il gli, ci e il lungo, quello l'ha inventato lui, per dirne una, no? Quindi lui ha fatto un grosso lavoro sulla grammatica, sulla grafia, e altro elemento molto importante, direi basilare, forse la cosa più innovativa che lui ha fatto da questo punto di vista negli anni 50, la questione della lingua standard, che lui chiamava koiné, mutuando, no, dalla situazione del greco antico. Per capirci meglio vi faccio ascoltare tramite la sua voce. Pensate che questo è uno scritto degli anni del 55, in cui lui dice: non si arriverà mai ad un uso costante e accettabile della lingua friulana se i friulani di sufficiente cultura ed autorità non si decideranno ad adottare in questi casi un tipo di linguaggio comune, grammaticalmente regolato, foneticamente e graficamente coerente. Una koiné, insomma, che riesca di pronta intelligenza per tutti ed uso facile e costante. Quindi il punto è il discorso colto e soprattutto il discorso scritto, la lingua colta e la lingua scritta. Tale koiné non è da crearsi, esiste già, almeno da 4 secoli. L'hanno creata ed usata i nostri maggiori scrittori, da Hermes di Coloredo allo Zorutti, alla Percotto, ai più recenti cultori in seno alla stessa filologica. Qualche cosa di simile è avvenuto di tutte le maggiori lingue letterarie, dal sassone in Germania, del linguaggio dell'Île-de-France in Francia, del castigliano in Spagna, del toscano in Italia e così via. E soltanto questa larga adozione di una parlata centrale ha potuto trasformare quei dialetti, prima fluidi, in lingue a fisionomia stabile, assicurandone la vitalità, la maturazione e il progresso. Pensate che per realizzare questa cosa che lui scrive nel 1955 ci vollero 40 anni, no? Con la prima legge di tutela della lingua friulana del 96, e bisogna dire che veramente aveva le idee chiare, perché parlare di lingua standard nei primi anni 50 vi posso garantire che non era usuale. Quindi questo vuol dire anche che lui leggeva molto anche la letteratura nelle altre lingue, e soprattutto la letteratura che proveniva, letteratura scientifica intendo, dal mondo tedesco, dal mondo francese e anche dal mondo di lingua inglese. Però, diciamo, a Marchetti questo non bastava. Quindi sapeva benissimo che non puoi avere solo la grammatica, la grafia e la lingua comune, ma per avere una lingua forte devi avere una letteratura forte. E letteratura forte, letteratura illustre perlomeno, che l'abbiamo ascoltato anche l'anno scorso dalle parole proprio di Flavio, dal Cinquecento il friulano aveva sviluppato, anche con grandi autori come Hermes di Coloredo e tanti altri, una letteratura di grande livello. Però negli ultimi 100 anni, diciamo rispetto agli anni 50 in cui Marchetti scrive, sul friulano, diciamo così, incombeva una tara importante, ingombrante. Non Zorutti, come spesso si dice sbagliando, ma lo zoruttismo. Cioè, il problema della letteratura di quegli anni, diciamo dalla fine dell'Ottocento a appunto gli anni 50 del Novecento, ma qualche propaggine arriva anche fino ad oggi, no? Non era Zorutti, perché Zorutti ha scritto cose belle e cose meno belle, cose alte e cose meno alte, cose per usi letterari e poesie per usi non letterari, no? Quindi quale Zorutti? No? È chiaro che se prendiamo lo Zorutti deteriore come modello, tutto ciò che ne consegue non è positivo, no? Questo ce l'ha spiegato molto bene un altro Daronco, Gianfranco Daronco, no? Che sulla questione di Zorutti
forse ha spiegato la questione meglio di ogni altro. Quindi il problema era lo zoruttismo, cioè gente che negli anni 50 del Novecento, e non posso qui leggervi cosa scriveva Marchetti di questa gente qua, cioè da denuncia, non so come ha fatto avere il coraggio di scrivere certe cose, no? E quindi sì, lui fa una battaglia per riportare la letteratura al livello del 600, no? Del 700, e qui trova un grande alleato, Pierpaolo Pasolini, che scrisse una cosa molto efficace, secondo me, per inquadrare il personaggio Marchetti e anche il personaggio Pasolini, in verità. In Friuli ho avuto, che io sappia, un solo lettore, Don Marchetti. Esagerato? No, forse a lui piaceva di aver avuto solo uno, che mi ha capito, no? E quale uno? Questo piaceva a Pasolini, no? Però non so se è proprio esagerato questo giudizio, perché Marchetti, fra le tante che ha combinato, fu l'artefice di un episodio singolare, no? Lui era prete, contestato dalla curia, ma comunque era prete, era molto religioso, Marchetti, questo ce lo racconta Guglielmo Biasutti, un altro grande friulano, che lo conosceva, lo frequentava, era molto religioso, quindi è anche molto tradizionalista, no? Ma cosa fa questo prete tradizionalista, super cattolico, era iscritto alla FACE, che era un gruppo culturale cattolico che faceva delle iniziative, organizzava delle iniziative a Udine. Pensate, lui nel novembre del 47 presenta il libro di poesie di Pierpaolo Pasolini, Poesia Casarsa, quindi presenta le poesie di un poeta già controverso, comunista, alla presenza dello stesso, qua a Udine, in via Savorniana. E il giorno dopo ci furono le polemiche, delle lettere sul giornale, ma come? Perché un sacerdote, ecco dice la lettera, uno stralcio, perché un sacerdote ha presentato un autore marxista in un ambiente cattolico, no? Ma Marchetti, adesso vi leggo, è stato pubblicato, è stato trovato e pubblicato il testo che lesse Marchetti quel giorno di fine novembre 47. Io anche qui vi leggo un piccolissimo stralcio, meriterebbe tutto, E ci spiega perché, sentite con quali parole, ci spiega perché lui ha deciso di presentare Pasolini. Salto un pezzo e arriviamo al dunque. Invero, fin dalle prime casuali letture che mi venne di fare, di qualche scritto di questo giovanissimo, prima ancora di conoscerlo di persona, mi sono sentita nascere in cuore tale simpatia e, perché non dirlo, un'ammirazione quasi incondizionata di cui stupii io stesso, sospettando che l'alimentassero fattori non limpidamente razionali e controllati. Ed in seguito questi sentimenti sono andati confermandosi e accentuandosi. Eppure non mi sarebbe certo difficile rilevare quante diversità o distanze si frappongono tra il mio modesto mondo interiore ed il suo, l'età, il clima spirituale, il processo formativo del gusto, le attitudini, la visione generale dei problemi più impegnativi, credo anche le convinzioni religiose e gli orientamenti politici. È lo stesso linguaggio, ma c'è una zona di possibili incontri e forse di cordiali comprensioni della quale non sta a me determinare l'attitudine. Posso dire soltanto che dove lampeggia, ecco questo secondo me è il pezzo fondamentale, posso dire soltanto che dove lampeggia l'indice di un talento, di una sensibilità, di una cultura singolari, qualunque ne sia il tono, il colore, sento la presenza di un dono celeste che per questa sua natura giustifica ogni simpatia e rende ragione d'ogni interessamento e d'ogni attrazione. Quindi Marchetti dice, io ho trovato questo che per me è un dono celeste e non me ne frega niente degli altri cattolici o democristiani che diranno che ho presentato un comunista, eccetera, eccetera, eccetera. Lui non solo, diciamo, valorizza Pasolini, l'unico insieme a Gianfranco Contini, non è che ce ne siano altri in quell'epoca, ma fonda anche un gruppo letterario, Risultive. Eccolo qua.
Qua vedete da sinistra verso destra Luigi Cantoni, Alan Brusini, Dino Virgili, Ottmar Muzzolini, Manu Chel e Giuseppe Marchetti. E sotto ci sono parenti e amici, no? in un momento conviviale. Da quel gruppo uscirà, appunto, oltre a quelli che ho nominato, la prima novella Cantarutti anche. Quindi autori molto importanti della letteratura friulana. È considerato un'altra cosa, che Dino Virgili, ecco, una cosa fondamentale di Marchetti è l'attenzione non solo alla poesia, ma anche alla prosa letteraria. Quindi fu grande autore di prosa giornalistica, l'abbiamo sentito, di prosa scientifica in friulano, perché quando ci parla delle chiesette votive dal punto di vista artistico, no? Ma anche un grande autore di prosa letteraria, e fu colui che, diciamo, sostenne Dino Virgili, appunto il terzo da destra, e quello che ci ha raccontato anche gran parte delle cose che sentite oggi, le ho tratte dagli scritti del grande Dino Virgili. È stato l'autore di Laghe da Pilla Cleve, che è stato il primo grande romanzo in lingua friulana, bellissimo, e nonostante la distanza nel tempo ancora, devo dire, ammirevole. Concludo appunto con una prosa, un paio di prose letterarie di Marchetti. Anzi, della prima solo vi parlerò perché il tempo ormai è esaurito. La prima riguardava gli spreadi Chis Dalmuini, no? Questo scritto diciamo ironico, sarcastico, però molto basato sulla realtà dei suoi anni, in cui lui, no, con la finzione di questo Vigli Squete, no, il Muini di Gargagnà di Sore, no, che fas la predichi, al pues dal predicano leli. No, allora la predichi la fas lui, però canca la fas al dis, c'è che pensa lui, disegna le un'evore anche Marchette, Vigli Squete, perché non la pei sulla lenghe. No? E lì al strutti e fur tutti i robis che pensa sul paese, sul mondo, sulle robis che succedi. No? Perché sappiamo bene che l'ironia e il sarcasmo è il modo migliore per dire la verità. E gli spreadi Chis Dalmuini anche qui non hanno nulla da invidiare ai racconti del mondo piccolo di Giovanni Guareschi. Molto simili, ma il livello, credetemi, letterario è lo stesso. Concluderò invece con uno scritto bellissimo tratto dagli Letteris ai Furlans. Mi dicono fra l'altro che poi si potrà acquistare un libretto con tutte le Letteris ai Furlans che ha editato La Patria dal Friuli in collaborazione con l'Arlef un paio di anni fa. Questo scritto si chiama Aune fantacine bionde ed è forse una sorta di trasfigurazione, sentirete, dell'amore che Marchetti aveva per la lingua friulana. Anche qui non è tutto, ma è quasi tutto, quindi si riesce a cogliere lo scritto. Siorute, che mi perdoni se iscrivo anche a ie, culi sul suoi, cioè sulla patria, dove scrisse, ecco, mi sono dimenticato varie lettere, no, a figure, no, non specifiche con nome e cognome, ma, no, a un operari, no, a un professore, a une fantacine bionde. Io non le cognos, non sai c'è che non sai dove che sta, non sai nuie di nuie sul socon. Ho il nome lampad di Daur, parzore il schenal di un essente dal tren, la socchia al velade bionde. Quindi lui era seduto in treno e vedeva davanti a sé dall'altro lato questa ragazza bionda. Quindi non la vedeva in faccia, la vedeva da dietro sull'altro scompartimento. Hai sentito una voce di rusignul che zirlave legre e chiantarine, intanto il vapore al correve sui chiams vistus di viarte. E di tut quel viaggio mi restate dentro i vie non me la gionde dai voi che si passevin di quel spettacolo de metiere in flor. E la musica morbinose de so voce che mi zornave da ur a spane de sorelis. E zornave par furlan, che ste nestre benedette lenghe e sarà dure, se ven fur dal gargat di un sdarnali vilan, che le rute cum male grazie,
e sarà slambrade sulla bocca di un fantacciat che le inflore di blestemis, e sarà fastidiose se le fevele une babate peteccione, e sarà ridicule come che le quinci che i dordei che l'han disimparade, ma come che l'hai sintuda io oggi inglinari dint, rampide tanche une ploi di arin sui sei lavris, non de un'altre che i va di pardoglie. O hai capito dal suo discorri che ha divestata a scuola e viaggiato al monte, conosciuta let e veduta al che c'è. Ma non mi interessava neanche tanto che diceva. O ieri cantese man non mi ha sentito mut che i filavin di bocchia li speraulis clettis, justis, sieltis, tarondis, con quel freghenin di genghe che li stignive le adis e li spleave da ur dal discors, tanche un egale di sede. E ogni tant una ridade curte, tanche un chiantà di gri. E conclude, all'ere invece quel javalè di vos bastardis e slavradis, come a sentì un fil di buerisine tal schiafoac de canicule, come avio di un riulin di risultive d'ogni un grum di scovacis, come une raiade di sorelli tal mies di un burlac, o un'estelute di arint in tu negnot di chialin. E quando io dismontate, signorute, io non mi sono voltata a chialale. Di pure che sarà corsi dissipasse il mio impianto, ma sono restata lì, in quell'infiar, come un che di biel misdì al piar di la luz dai voi. Che mi perdoni se scrivin mi sono schialdato un fregul a laudale, non mi capite di spes, e yes al merde. Questa era la fantaccina di Omni. Bene, questo lo conoscete molto bene, adesso ci arriviamo pian piano. No, fra l'altro, appunto, prima vi dicevo la grandezza dell'architettura. Victor Hugo diceva una cosa molto significativa, diceva la vera forma di scrittura è l'architettura. Lui lo dice, no? Questo romanzo bellissimo è Notre Dame de Paris, no? Appunto ambientato nella cattedrale di Notre Dame. A un certo punto lui dice, dedica un capitolo proprio all'architettura, un bellissimo capitolo in cui dice la vera forma di scrittura è l'architettura. È una cosa di cui sono abbastanza convinto. Io, se, chissà, magari rinasciamo, se rinasco vorrei fare effettivamente l'architetto, perché insomma tu incidi, vai veramente, se sei un grande architetto, vai, incide e lasci qualcosa praticamente per sempre, no? Quindi insomma una cosa appunto... una cosa bella che fa riflettere, quindi veramente non si diceva l'arte per eccellenza. A maggior ragione io sono veramente convinto che l'architettura sia l'arte per eccellenza, l'arte anche friulana appunto, come dicevamo prima, no? Perché unisce un aspetto concreto e un aspetto invece estetico. In ogni friulano però c'è sempre poi la stagione del ritorno, no? Anche qua se ci pensate, tutti i friulani, no? Che si formano in Friuli, vanno per il mondo. O vai via Palmonte, no? C'è un verso di Pasolini che dice vai via Palmonte, vado via per il mondo, no? Però poi in ogni friulano c'è sempre il destino, insomma, del ritorno, no? Tutti i friulani alla fine, comunque se ci pensate in una forma o nell'altra, tornano, no? Anche Raimondo torna in Friuli. Torna perché appunto nel 1910 appunto il sultano, insomma c'è tutta una serie di rivolgimenti a Istanbul, cade il sultano, cade appunto, arriva i giovani turchi, arriva Ataturk, però da un po' che Raimondo, questo lo si capisce anche dalle lettere, da un po' che Raimondo comunque aveva voglia anche di nuove avventure, insomma di tornare nel suo Friuli. Appunto a mettere mano a quel progetto che è poi un progetto che lo accompagna praticamente da tutta la vita, perché questo appunto l'avete riconosciuto nel municipio Palazzo del Ronco, sede del municipio di Udine, è un progetto, quello della realizzazione del municipio, che accompagna, come vi dicevo, per tutta la vita del Ronco, perché i primi contatti per un possibile appunto nuovo edificio del municipio, Raimondo da Ronco li ha quando è giovane, intorno al 1890, insomma, quando comincia a partecipare ai primi concorsi, effettivamente viene contattato, no, dalla municipalità di Udine, per appunto un progetto che poi sul momento non viene realizzato, no? Quindi i primi contatti addirittura sono intorno al 1890, quindi appunto un po' ce l'ha nel destino, anche questa è una cosa, no? La realizzazione del municipio di Udine evidentemente era nel destino, no? Io un po' con queste cose un po' ci credo, vi confesso, no? Questa cosa del destino che poi comunque torna, no?
Ecco, il municipio di Udine era nel Desiderio del Ronco, quindi l'anno torna nel 1910, effettivamente rimette mano, viene ricontattato, riprende i contatti con la municipalità e mette mano a questo edificio che appunto un po' poi alla fine la Summa, voi appunto lo conoscete bene perché ci passate, no? Ci si passa sempre ogni giorno sotto, però spesso non ci si fa caso ai dettagli che sono, ecco, Raimondo da Ronco prima vi dicevo, è un po' il nostro Gaudì, no, italiano, è meno vistoso di Gaudì, però appunto tu, no, se vai poi, se osservi bene, se sei un attento osservatore, cogli tutta una serie di particolari che effettivamente, no, dimostrano la grandezza, quindi un po' Raimondo te lo devi così, te lo devi un po' andare, la grandezza di Raimondo la devi un po' anche tu andare a cercare, però è bello questo dialogo perché si creano anche un dialogo appunto, tu che vedi, no, ammiri l'edificio e appunto l'edificio stesso, quindi la grandezza di Daronco un po' te la devi anche nei dettagli che sono appunto dettagli finissimi. Ovviamente questa è una costruzione Liberty che però ha tutta una serie di elementi, anche qua, poi dettagli floreali, quindi anche l'elemento musulmano, diciamo comunque floreale, anche nel municipio di Udine, torna. Poi ci sono degli elementi geniali, beh c'è intanto il bellissimo scalone d'ingresso con questi bassorilievi che sono di Valerio Franco, però seguiti da Ronco. I cancelli, i bellissimi cancelli di bronzo, no, all'ingresso, che sono di Aurelio Mistruzzi, sono però seguiti da Raimondo da Ronco, cioè Raimondo da Ronco segue tutti i dettagli, no, anche tutto ciò che appunto non riguarda effettivamente no, il suo intervento diretto, perché lui progetta, no, appunto lui è un architetto, quindi progetta, no, diciamo, appunto, i volumi, la costruzione, però lui mette mano, no, mette mano in bocca e interviene anche su tutti i dettagli, quindi quei cancelli lì, che sono quei bellissimi cancelli, fateci caso, perché anche qua appunto è una cosa che innanzitutto è capitata a me, quindi adesso la condivido con voi ad alta voce, no? Passano sotto il municipio a fianco per le vie laterali del municipio di Udine, però sì, gli dà un'occhiata e non si rende conto appunto dei dettagli della bellezza. Quindi insomma fateci caso, la prossima volta quando uscite, se magari oggi passate, cioè alzate gli occhi, fermatevi un attimo, anche prendete 5 minuti giusto per vedere poi a scelta i dettagli che più vi interessano, che più vi piacciono. Però insomma troverete tante cose interessanti nuove che appunto a cui non avete pensato. La prima cosa sono appunto, se passate questi cancelli bellissimi di Aurelio Mistruzzi, quindi che sono proprio all'ingresso, poi appunto questa scalinata che molti di voi, no, senz'altro conoscono, con questi bellissimi bassorilievi che sono una serie di appunto di cortei di fanciulli e fanciulle di Valerio Franco. Poi ci sono ovviamente tutta una serie di saloni, questo salone bellissimo, il Salone del Popolo, c'è un salaiaccio, il Salone del Popolo, con questo soffitto, no, appunto in vetro aperto. Ecco, Raimondo da Ronco avrebbe voluto addirittura realizzare in vetro il pavimento, perché diceva questa è la Sala del Popolo, quindi deve essere aperta, visibile a tutti. Poi anche qui l'architettura sì, è bellissima, però è anche un po' l'arte del compromesso, come tutte le arti alla fine, perché anch'io da romanziere poi mi devo confrontare con gli editor, quindi per sistemare. Quindi questa cosa, no, questa intuizione, che però è un'intuizione geniale, che poi è stata appunto, no, qua tornano il genio del Ronco, che poi però è stata adottata dai grandi architetti del Novecento, no, il fatto di avere anche il pavimento di vetro, no? Perché appunto lui diceva, questa è la Sala del Popolo, questo è appunto il municipio, no, la casa, no? La casa di tutti gli udinesi, quindi deve essere aperta, cioè tutto deve essere visibile, quindi aveva proprio anche un valore simbolico. Poi appunto per una serie di motivi non si è fatta, però poi si farà nel Novecento, quindi nel secondo Novecento in tanti edifici c'è questa idea del pavimento appunto in vetro, no? Poi ci sono tutti, per esempio, una serie, se percorrete via Rialto, ecco, alzate la testa, ci sono tutta una serie di fregi, sono fregi geniali, per esempio c'è il famoso fregio dell'uomo bendato con le orecchie a punta, no? Che no, si pare che fosse questo barbiere che si lamentava, no, quando c'era il cantiere del municipio, si lamentava che questi stavano scostruendo, facevano confusione, no? Diceva, insomma, guarda che smettete, e Raimondo questa è un'intuizione che se ci pensate è geniale, no? Cioè, immortale il barbiere, quindi in un certo senso gli fa anche un favore perché lo rende eterno, no? Però appunto questa idea geniale, questa iconografia di quest'uomo appunto con gli occhi bendati perché non vede, non capisce, e con le orecchie appunto da asino, no? Quindi appunto se non avete mai visto, è proprio all'angolo, no? Un bellissimo fregio. Poi ci sono tutta una serie anche altri fregi moderni, c'è uno con la mongolfiera, c'è uno con l'auto, cioè no, anche l'ingresso della modernità, no? Quindi appunto in questi fregi lui fa entrare dentro la modernità. Poi vabbè c'è la torre dell'Arrengo, no, con la campana che è bellissima, quindi effettivamente è un edificio da scoprire. Poi ripeto, ognuno coglie un po' i suoi dettagli, quelli, no, che lo interessano di più, però appunto è assolutamente una grandissima realizzazione che merita, insomma. Quindi, questa è un po' la chiusura, ecco, la chiusura un po' dell'attività, saranno appunto, verrà inaugurato poi negli anni 20, quindi è un'impresa che lo impiega parecchio tempo.
Poi appunto lui si spegnerà nel 1932 a Sanremo, no? Però appunto l'ultimo segno che vuole lasciare è appunto il segno, no, da friulano, questo grande edificio appunto Liberty, che appunto comunque tiene sempre, come vi dicevo, insieme elementi sia più lineari, razionali, quindi lo stile appunto alla Wagner Schule, che è quella appunto, no, quella austro-ungarica, elementi anche ottomani, quindi comunque l'eredità ottomana ce l'ha. Poi l'altra cosa, ecco, vi dicevo, grandissimo senso della concretezza, perché appunto lui, no, fin da quando era giovane, no, muratore, è una mano bellissima, cioè poteva fare anche solo il pittore, ha una mano bellissima. Questi disegni di questo tipo ne trovate parecchi online. Poteva anche fare il pittore, per dire come appunto i grandi architetti alla fine hanno questo aspetto concreto, quindi conoscenza dei materiali, e poi una sensibilità estetica altissima. È una mano, perché non è detto che tutti gli architetti abbiano appunto questa mano bellissima. Un altro che aveva una mano molto bella era Marcello d'Olivo, che ha fatto dei quadri pazzeschi. Insomma. Raimondo da Ronco è un altro che aveva una mano, no? Una precisione, dei colori poi delicatissimi. È una cosa appunto impressionante. E volevo lasciarvi però con una testimonianza, tanto con un po' di materiale, io mi sono portato, no, ho studiato, un po' di materiale però anche per voi se volete approfondire. Vabbè, ci sono le lettere di un architetto che sono molto belle, alcune sono molto tecniche, altre invece sono veramente leggibilissime, godibilissime, le trovate, io le ho prese su eBay, tanto non facciamo pubblicità, vabbè, le trovate, poi un po' se volesse approfondire, poi ci sono... Questi qui probabilmente lo conoscete, sono qualche anno fa, nel 2024, c'è stato per i 90 anni, nel 2022, scusate, per i 90 anni dalla morte c'è stata una bellissima mostra qui al Castello. Poi questo è un volume di cui sono molto fiero perché l'ho fatto arrivare direttamente da Istanbul. Questa è una bellissima mostra che hanno dedicato a Raimondo da Ronco un po' di anni fa a Istanbul, è un bellissimo volume. Questo invece, poi ha fatto anche delle cose a Torino, questa è Casa Iavelli da Ronco, a Torino, dove c'è una testimonianza bellissima, commovente della figlia Rita alla fine. Però io vi volevo lasciare con la testimonianza di un suo collega, Alberto Sartoris, che insomma mi pare sia un'ottima sintesi, quindi Raimondo da Ronco visto dai suoi contemporanei. Da Ronco lo ricordo bell'uomo, alto, aitante, affascinante, irrequieto e avido nel pensare, abile e brillante conversante, polemico nei dibattiti, rapido nel dar pareri, pronto nelle decisioni. Quando indagava seguiva come il filo conduttore di una metafisica della scoperta e dell'infinità delle cose. Ora, rammentandolo, vale la pena sottolineare che egli visse al fuoco di uno stile espressivo altamente umano, i cui significati, raccolti internamente, segnati spesso da una caustica ironia, distinguevano e mostravano le sue preferenze. La sua vita, in certo qual modo, entrava già in un'atmosfera leggendaria. Leggenda da Ronco, genio da Ronco. Grazie. E adesso concludiamo veramente un minuto solo per rispondere alla domanda che ha fatto all'inizio anche Eros Sisilino, no? Qual è il collegamento? Noi siamo partiti da Gemona, ma grazie alla professoressa Barillari, che è una grande esperta di Da Ronco, che saluto, ho saputo che il primo a scrivere di Da Ronco, una biografia di Da Ronco all'interno di Friuli, Uomini e Tempi, è stato Giuseppe Marchetti, e quindi questa è la miglior conclusione per due grandi friulani e due visionari. Grazie a tutti e al prossimo anno.